Con la firma dell'atto davanti al notaio, sancito a Palazzo Balbi a Venezia il passaggio di proprietà dal comune di Padova all'azienda ospedaliera dei 40 ettari dove sorgerà il nuovo policlinico universitario. Un passo importante raggiunto dopo un anno e mezzo di lavoro in collaborazione con la regione, che ora darà il via all'iter per modificare la destinazione d'uso dei terreni in area San Lazzaro. Direi che è fondamentale puntare alle economie di scala e velocizzare le procedure. Se abbiamo il comune, e non ho motivo di pensare altrimenti, a nostro fianco sulle varianti urbanistiche, possiamo correre molto velocemente. 11 gli ettari rimasti di proprietà del demanio comunale dove saranno realizzate le opere di viabilità e le aree di parcheggio. A fine del prossimo anno, mi auguro e spero, sarà firmato l'accordo di programma definitivo che fa anche variante urbanistica. In questo vuol dire che Padova rientra in proprietà delle aree dismesse dell'ospedale via Giustiniani, bonificate, sarà fatto il parco del Mura, tutto quello stabilito a suo tempo dell'accordo di programma. Prevista entro fine 2020 la pubblicazione del bando di progettazione. Dobbiamo lavorare con numerosissimi enti per rendere l'area di Padova Est raccordata con tutte le funzioni. Si pensi a sottoservizi quali fognature, si pensi a servizi di superficie, si pensi a viabilità, perché sia effettivamente un'area del cantiere e quindi libera da qualsiasi tipo di interferenza. 500 milioni di euro il costo stimato della nuova struttura, 250 quelli già accantonati dalla Regione che ha chiesto il cofinanziamento ad INAIL, Banca Europea degli Investimenti, ma soprattutto al Governo perché attivi il fondo ex articolo 20 sull'edilizia sanitaria.